Allora, siamo qui con l'avvocato Paolo Dalla Vecchia, che è stato nel 2007 presidente del Consorzio di Bonifica del Desile e poi successivamente anche assessore all'ambiente della provincia di Venezia. Cosa ricorda, avvocato, di quel giorno del 26 settembre 2007, quando gran parte del territorio veneziano fu funestato da questo esteso allagamento? Beh, sicuramente mi ricordo la prima telefonata del direttore del consorzio, allora direttore del consorzio, dottor Del Rizzo, Lorenzo, che alle 4 della mattina del 26 mi telefonò per prepararmi ad una criticità che si vedeva già molto, molto grave, e quindi fu una telefonata in cui mi disse: Presidente, qui le precipitazioni sono talmente pesanti e forti che andiamo incontro a una situazione molto molto grave. E furono poi 3 giorni di 26, 27, 28, furono 3 giorni in cui non si dormì, perché naturalmente all'evento alluvionale enorme ci furono poi tutte le operazioni legate al deflusso di queste acque meteoriche e più di tutta la portata dei canali della rete idrografica del Consorzio Desile da gestire. Ovviamente l'evento alluvionale comportò un allagamento esteso, con una Mestre che si svegliò per la prima volta nel 26 dopo le bonifiche dei primi anni del Novecento, scoprendo che eravamo in un territorio ancora d'acqua, con allagamenti gravissimi su gran parte della città, e ovviamente con i danni successivi, e quindi poi la gestione dell'evento post 26 con i comitati, con le istituzioni e ovviamente anche con la politica.